Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Io sono Benny, ragazzi. E come sempre, carissimi, io sono sempre l'impegnatissimo, come mi ha qua definito il caro Benny, L'affaccendato, il caro Sonny. Affaccendato, guarda, ti dicevo, caro Benny, che la mia vita diventa libera, tra virgolette, dalle 5:30/6 del pomeriggio fino a oltranza. Ecco, fino alla però mattina. dai, non è male. No, buono, però questo orario è un orario... E allora perché stiamo registrando alle 2, ragazzo? Perché? Il ragazzo sono io, sarei io il ragazzo? Sì, sei tu. No, dimmelo tu, caro Benny. Va bene, pensavo che fosse un orario pertinente per tutti, ma comunque, allora, oggi parleremo di delivery insieme a due ragazzi, tra l'altro Sì. nostri compaesani, che hanno relativamente da poco, iniziato un progetto molto interessante per dare ancora di più, diciamo, lustro e dignità a un paese che fondamentalmente rischia di cadere Rischia l'estinzione. nell'estinzione, ma anche di cadere nello stereotipo. Quindi secondo me è un paese, parliamo di Corleone chiaramente, che oggi sta trovando il suo riscatto da quella che può essere una storia travagliata del nostro paese, e quindi secondo me anche questi piccoli spiragli di iniziative positive, no, servono tutte per dare appunto questa dignità che secondo me merita, perché ragazzi, Corleone è un paese bellissimo. Ascolta, questo è quello che dico sempre, c'è un paese che... Io più che utilizzare la parola dignità, che potrebbe essere presa da qualcuno come un'offesa, perché tu devi considerare ogni volta che dici qualche parola, caro Benny, c'è il solito imbecille barra ignorante che non capisce un cavolo. Quindi più che il concetto secondo me vuole esprimere Benny, più che proprio dignità eccetera eccetera, è correlato appunto al fatto che è un paese che per certi versi sotto alcuni punti di vista, stentando ad adeguarsi a quello che è il mondo moderno del 2020. Secondo me l'ha già fatto da un bel po' di tempo in realtà. Soltanto che su quali fronti? Questa è la domanda. Su Cioè, tanti fronti. Se io attualmente per trovare una patata dolce americana devo vendere un rene, capisci ho capito, però per esempio molte iniziative come, non so, la Maglia Via Francigena, il fatto che Corleone rientra certo, in questo ma dico, percorso, in questo cammino, dico, ci sono tante cose. Esatto. Il problema è io parlo di lustro e nomea, soprattutto perché purtroppo nell'immaginario collettivo ancora continua a perpetrare questa idea malsana e diciamo non veritiera di questo bellissimo paese, perché obiettivamente ti sei mai soffermato a guardare proprio anche dall'alto, diciamo da dove vivi tu per esempio, Corleone, cioè ragazzi, è un paese bellissimo, da un punto di vista strutturale, architettonico, soprattutto culturale e storico. Sì. È impressionante Corleone. Sì. Ovviamente demolito totalmente dalla faccenda mafia che ha completamente raso al suolo tutte quelle che sono le altre bellezze del paese, completamente annientate anche diciamo dal punto di vista turistico, perché magari la gente completamente è proprio all'oscuro di questo aspetto. Esatto, diciamo, quando nessuno sa che Corleone è il paese delle 100 chiese, nessuno sa che in una piccola stradina potete trovare una piccola moschea, nessuno sa che c'è un mini canyon con delle rocce che sono presenti solamente a Corleone in tutto il mondo. Esatto, con la roccia che si chiama, mi sembra, calcarinite di Corleone, proprio. Sì, esatto, bravo Benny. Quindi sono cose che non le sa nessuno, però noi dobbiamo discernere quello che è un lato storico-culturale turistico da quello che è la vivibilità e l'ammodernamento di una società. E infatti noi oggi parleremo proprio di questo, cioè noi oggi puntiamo su questo, sulla vivibilità, esatto, mi piace. La vivibilità, che non deve essere solamente correlata e vivibile per della gente che magari ha una sua età, non per questo non evoluta, attenzione, però sicuramente delle abitudini diverse di un ragazzotto giovincello che va dai 13/30-35 anni, che ha bisogno, che ha altre esigenze. Chiaro. È quello su cui verterà la puntata. Infatti non a caso questa app creata dai ragazzi che oggi appunto ospitiamo in puntata, ossia Mauro e Davide, loro hanno creato quest'app che si chiama Taco,
Takeaway Corleone, che cerca appunto di rispondere a quell'esigenza di avvicinamento a quel modo di fare ormai conosciuto quasi in tutto il mondo, che è quello del delivery fondamentalmente, quello del takeaway fondamentalmente, e che secondo me anche un paese come Corleone può tranquillamente goderne con tutti i suoi vantaggi. E quindi io lascerei la parola adesso ai due ospiti odierni, e quindi Mauro e Davide, ci siete, dateci le vostre specifiche. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao Ciao a ragazzi, tutti, ciao. grazie per l'invito innanzitutto. Allora ragazzi, volete fare qualche commento? onore. Scusate ragazzi, volete fare qualche commento, ecco, dal vostro punto di vista sulla nostra introduzione, tra l'altro anche involontaria, perché noi come al solito cominciamo a parlare... È anche un po' incazzata, perché io sono un po' incazzato per motivi miei, e quindi questo si è riversato nella mia introduzione così un po' arrabbiata. Ecco, Esatto, un po' quindi dateci ecco il vostro punto di vista sulla nostra riflessione molto di pancia che abbiamo fatto all'inizio, ecco. Vai Davide. Ok, allora, parlando di quella riflessione, di sicuro Corleone come terra ha una fama data pure da cose inventate derivanti dal cinema, non dobbiamo solo guardare a livello storico. Io penso che la strada giusta per uscire fuori da un certo tipo di fama sia di parlare realisticamente e in maniera storica, cioè far vedere realmente cosa c'è stato nella storia e poi portare le persone che ci vengono a visitare per quello, dire guarda questo è successo, c'è stato, perché non bisogna mai nascondere nulla. Sì. Esatto. Ma a Corleone abbiamo tanto altro da vedere, come dicevate appunto voi, abbiamo delle bellezze naturalistiche o anche a livello diciamo di folklore non solo, uniche nel suo genere e nel territorio pure siciliano. Quindi semmai lì è stata una scelta secondo me sbagliata nel tempo, perché si è portato spesso l'idea sbagliata di quasi isolarsi, cioè da alcuni temi chiudersi, Esatto. e non sfruttare quel tema dicendo comunque che quello c'è stato, è successo, abbiamo avuto appunto la mafia e tante altre cose che ci hanno segnato, ma non è soltanto quello Corleone. Come dicevi appunto tu, abbiamo la via Francigena, le 100 chiese e tante cose. Diciamo e che questo potrebbe il essere appunto una via. negazionismo non è mai una strada e neanche Esatto. diciamo l'oscurantismo, cioè il fatto di mettere tutto sotto il tappeto non è mai ecco, la soluzione migliore. Bisogna comunque ricordare, perché chiaramente ci sono state anche persone che si sono sacrificate per il fatto che noi adesso oggi possiamo parlare liberamente di certi temi e possiamo anche esprimere certi concetti che sono chiaramente contrari a una certa mentalità. E che possiamo anche dire che la mafia fa schifo senza avere paura. Assolutamente, Questo chiaro, dobbiamo dire. assolutamente. Cioè, è tutto un Vabbè, lavoro che noi ci siamo... la tipica frase detta alla radio, la mafia è una montagna di merda, si può Esatto. dire tranquillamente oggi nel Esatto, 2020. anche se siamo corleonesi, attenzione, non è che ora viene il tizio, ok, che ascolta questa puntata e viene a casa mia, quindi stiamo parlando di una realtà che grazie a certi personaggi che si sono sacrificati in modo proprio reale, non tanto per dire, ecco, non è una frase così... Sono dei veri e propri figurata. martiri a tutti gli effetti. Come Benny? Sono dei veri e propri martiri a tutti gli effetti. Dei veri e propri martiri, e che ci permettono oggi di fare questa chiacchierata anche così in freschi e profumati. Ma e quindi scusate ragazzi, ecco Benny, io direi di andare subito a quello che hanno fatto i ragazzi per poi magari trovare qualche spunto, qualche altra discussione. Perché? Perché i ragazzi, i carissimi ospiti di quest'oggi, hanno ideato un qualcosa che secondo me è fondamentale. Sta di fatto che io circa 3-4 anni fa, perché io ragazzi dovete sapere che ho sempre cercato di trovare dei modi per fare soldi, tra virgolette, no? Quindi, che so, una volta il mio progetto era quello, Benny ti ricordi che dovevamo fare il lavaggio auto /
tappezzeria con un sistema a vapore A non domicilio, inquinante, eccetera, mi eccetera. ricordo che era a domicilio. A domicilio, ecco, prima del podcast io e Benny possibilmente avremmo creato un furgoncino dove c'era questo elefantino rosa con delle bolle, già ve lo spoiler, se volete lo potete fare, che andava a domicilio a pulire a vapore sia le case, le tappezzerie, le macchine, eccetera, eccetera, utilizzando un metodo del tutto naturale, bio. Ecologico, sì. Un'altra idea che ho avuto anni fa era di creare un cosiddetto Pony Express, proprio doveva chiamarsi così, Pony Express Corleone, un cavallino così tutto fucsia, perché a me piace il fucsia con sto cavallo un po' sparato, per fare il delivery, cioè portare a casa della gente la roba, cosa che a Palermo esiste da una vita, ragazzi. A Palermo Da una vita però sempre recente come Aspetta, concetto. in ogni dal caso. 25 dicembre, il 25 dicembre a Palermo, con freddo eccetera eccetera, tu chiami a Ciccio Gelateria e lui ti porta la brioche col gelato. A Corleone, fino a qualche anno fa, d'inverno i gelati manco li vendevano. Cioè, ti ricordi sta cosa? Almeno quando ero piccolo c'è sta cosa, no, non ce n'è gelati d'inverno, ritornano a maggio, per dire. Quindi Credo che questa cosa questo- però sia cambiata già da un po' di anni in realtà. Forse io me lo ricordo quando ero piccolo io ho 30 anni, stiamo parlando quando Certo, no, vabbè, ora, diciamo che sicuramente sarà. da questo punto di vista credo che ci sia una equipollenza con Palermo. La differenza è stata proprio questa, cioè che mancava un vero e proprio circuito che potesse raggruppare tutti i vari commercianti di prodotti alimentari e non solo, beh, in questo caso ci riferiamo a questi soprattutto, che potesse appunto agevolare il consumatore nell'acquisto e nel delivery fondamentalmente. Quindi magari la consegna a domicilio, caro Sony, c'è sempre stata a Corleone, questa è una cosa abbastanza chiara. Ma Però- sì, ok, il signor Gennaro magari con l'ape, capisci? Una cosa molto Sì, vabbè, ma questo rimane, caro Sonny, cioè non è il problema del signor Gennaro che comunque salutiamo e che anche tipica, apprezziamo. però non tutti. Sì, Sonny, comunque sei andato a finire nel buco nero al solito. In ogni caso, io volevo appunto lasciare la parola ai ragazzi a questo punto per spiegarci come è nata questa idea e soprattutto come è stata sviluppata, perché sono veramente molto curioso. Allora, ragazzi, dai, Allora, vi lascio la parola. Vabbè, inizio soltanto io, che così lascio la parola. Devo dire che la colpa dell'80% è tutta di Mauro, perché lui Perché è sempre... sempre colpa mia, cioè, Sono nel senso, tornato, è scusa. un tema caldo del rapporto che abbiamo io e Davide. La colpa di tutto quello che accade è mia, anche l'idea in sostanza. Di Mauro, giusto? Di Mauro è Sì, buono. sì, ma Mauro si è svegliato una mattina e mi ha detto facciamo questa cosa. Io gli ho detto guarda, ci avevo pensato ma non mi c'ero mai dedicato. tu mi hai Mauro, detto ma sì. tu sai che Benny mi ha detto prima, sono con Davide e il figlio di Settimio e lo chiamerò così. Ora, perché non l'hai fatto, Benny? Ti sei rifarbiato di questa cosa? Ti senti intimidito? Vabbè, perché io te lo dico conosco, perché io sinceramente. conosco bene Settimo, quindi con Mauro non ho mai avuto nessun tipo di contatto, ahimè, per motivi diciamo ignoti in realtà, perché ho scoperto che entrambi condividiamo tantissime passioni, tra cui ad esempio quella dell'intrattenimento animato. Quindi in realtà è soltanto una questione generazionale, evidentemente. Comunque Con- anche io, No, ragazzi, che sono il più pigro del mondo, sono andato da Settimio in palestra per un mese a sfondarmi. Ecco, però io diversamente da Benny e dagli altri miei amichetti Io sono stato un utilizzavo- cliente fedelissimo della palestra. Sì, non di Settimo. utilizzavo delle sostanze Ma quale dopate. Perché voi vi sostanza stai dopavate. dicendo? Voi vi dopavate. Ovviamente le sostanze le portavano da fuori, attenzione. Certo, lo facevano. No, diciamo un'altra cosa, lo facevano al di fuori della palestra, cioè lo Ah, di fuori, uscivano. giusto. Sempre esatto, normale. esatto. Comunque stiamo scherzando, Infatti ragazzi. sono stato ovviamente. sempre Benny- super muscoloso, io si sa questa cosa, ovvio. Però diciamo che i bibitoni di proteine al liceo te li facevi. Ma le proteine ormai sono diventate mainstream, caro Sonny, quindi io in Certo, realtà sono sdoganate, in sono effetti è stato, vero. sono stato lungimirante, adesso le prendono Però- anche per Però ti fare- ricordi quando la madre di un nostro amichetto gliele trovò appunto dentro l'armadio che gli ha sbarrato un coso di 60 euro dentro il cesso? Pensava si stava, non lo so che stava facendo. Comunque, ormai si come dici tu, Metanfetamina liquida. Esatto, fatto questo piccolo disclaimer, ora vi lascio. Scusate, mi sono rotto le palle. No, anzi, No. grazie della menzione d'onore. Comunque, Certo. se non ci siamo visti con Benny o non ci siamo
frequentati tra virgolette perché io sono stato tanto tempo fuori, sono tornato. Vabbè, Gli puoi dire la verità, siamo in diretta, è perché lo odi e ti sta Esatto, antipatico. ma tutti odiano Benny. scusate, lo so, cioè, questa Ma tutti fase, lo odiano, ragazzi, è chiaro. Cioè, sta sulle palle a tutti, tranne a me che gli voglio bene, non so perché. Sotto sotto anche tu un po' mi odi, però. Comunque, Davide giustamente dice l'idea è stata mia, in realtà no, non è stato così, nel senso l'idea di Taco, di un takeaway, di consegna a domicilio, di un Just Eat corleonese, non è Just Eat dei poveri. dei poveri, non è un'idea innovativa, questo è chiaro, non stiamo parlando di guru della creatività o innovazione totale, semplicemente a me come a Davide sembrava assurdo che nel 2020, Esatto. comunque negli ultimi anni, in una città, perché non è un paese, cioè per me Corleone è una città ormai, Corleone non è un piccolo paese, con i numeri di abitanti che ha, comunque il circondario è grande, i locali sono tantissimi, Esatto. non si può, Chiaro. cioè veramente era impensabile, cioè per me era è tuttora, attenzione, è tuttora non avere dei servizi del genere come un takeaway, un'applicazione, un circuito come lo avete chiamato voi di ristoratori, di locali che si mettono dentro a un'app e quindi si può confrontare con i nostri telefoni, con gli smartphone, i prezzi si può ordinare e quant'altro. Mi sentivo nel Medioevo, ve lo dico, cioè, Lo ho è, sempre ma lo avuto siamo, queste idee. esatto, ma è così. Diciamo, Guarda è Mauro, il possibile fatto con un'idea che tu, sì. guarda, ma scusa ti interrompo, il fatto che tu abbia puntualizzato appunto all'inizio del tuo discorso che tu sei a un certo punto partito, sei andato al di fuori anche della Sicilia stessa, questo è un Sì. punto fondamentale del tuo discorso, Esatto. perché il fatto di viaggiare, spostarsi, vedere cosa c'è altrove, ti ha permesso di renderti conto, di aprire gli occhi e di levarti le cosiddette, scusate, fette di prosciutto davanti agli occhi, cioè chi è che è abituato a vivere in un certo modo non riesce a capire e sentire la mancanza di un qualcosa di migliore. Il fatto invece di uscire fuori, di uscire dalla propria comfort zone, di andare oltre, vedere cosa c'è al di fuori, al di là, e questo ti ha permesso anche di capire che qui eravamo, tra virgolette, nel Medioevo. Quindi, in Anche effetti, perché questo, ha Benny, senso. caro Benny, nella vita diciamo questo tuo concetto è distribuibile sostanzialmente a ogni cosa. Stessa cosa per dire nel cibo, no? Il gusto, ragazzi, come tutto si evolve. Se tu mangi sempre pasta casai e cotolette con le patatine, quello sarà il tuo piatto top. Se non non ti abitui, quindi come dici tu, caro Benny, ovviamente stando, ma lo sai secondo me, scusate ragazzi, qual è anche il problema di Corleone e di tutte quelle che sono queste piccole realtà, questi all'interno della Sicilia, piccolo, medio, grande, eccetera, eccetera, è proprio questo: il fatto che la maggior parte della gente che vive il paese non si sposta da quest'ultimo, di conseguenza tutto quello che c'è per lui va bene, ok? Cioè, infatti, da chi viene l'idea o sbaddu, come si suol dire in Sicilia, no? Sbaddu di fare quella cosa che Anche solamente di aggiustare la strada, ad esempio, di lamentarsi qualsiasi della cosa, strada. da gente che prende, fa un passo fuori dal paese, ti dico che già puoi andare direttamente, non dico devi andare a New York, ma vai semplicemente in Puglia, vai semplicemente in altre zone del mondo, vedi cosa c'è, ti piace e dici cazzo, perché non farlo? Però se tu ecco, per questo voglio anche giustificare, tra virgolette, un po' quello che è per certi versi la mentalità di una persona che vive all'interno di una realtà, di un paese, eccetera, eccetera, soprattutto del sud, che stando all'interno e non viaggiando, non girando molto, non avendo a portata di mano bene internet, perché ok, ce l'hanno tutti, ma il boomeretto dai 50 anni in su sta su Facebook, non esplora internet, esplora il mondo, ok? Di conseguenza Anche per questo noi sta. abbiamo creato il podcast del cactus. Non Esatto, so se ti ricordi, dico ci può esatto, ma ci può stare che magari un corleonese, magari non giovane, non ha la necessità di avere un delivery, cosa che invece io penso che sia fondamentale all'interno di una società, il fatto che io posso stare a casa, ordino tranquillamente, vedo i prezzi. Quante volte, ragazzi, dici ok, ma quanto costa quella pizza? Il menù dov'è? E non si trova mai. Ecco, sono piccole agevolazioni. Il delivery più pure che è fondamentale per te, che sei diciamo il cliente, sì. Oggi dovrebbe essere fondamentale per i ristoratori, perché se pensate che passiamo più del 40% della giornata davanti a uno schermo, che sia cellulare, PC o altro, ed è così,
avere una presenza forte, che non soltanto sia la solita pagina Facebook, perché purtroppo le nostre zone comunque non è che stiamo parlando di grandi manovre pubblicitarie, sono semplici pagine Facebook, come dici tu, non riesci magari a trovare facilmente il menu, o devi andare a cercare il sito, devi aprire il sito, quindi l'opportunità di avere un'app nel quale riesci a radunare un po' tutti e riesci a far conoscere prodotti che prima non sapevi. Noi abbiamo visto un po' con l'app che c'è stato una certa conoscenza delle persone di alcuni locali che non utilizzavano tanto a Corleone, perché si sono resi conto che c'era altro che potevano prendere oltre la pizza, capito? Hanno visto qualcosa oltre, come dici tu, erano abituati a prendersi quel piatto X e finiva lì per loro. Per esempio, non c'era altro. ragazzi, mi viene da pensare Come che... anche, scusami, Benny, sì, ti voglio interrompere perché a chi ho l'idea me la devi fare dire, anche perché non so se da un momento all'altro devo sfuggire nell'etere, nell'aereo. E quindi un altro problema, ragazzi, lo sapete quale? Questa cosa dite voi, è fondamentale anche del cambiare cosa mangiare. E anche avendo cambiato, grazie anche a questa applicazione che ti permette di trovare anche altre cose che tu non conoscevi. Molti secondo me non sanno neanche che lo Strange fa, per dire, panini, che ti posso dire, o varie Oppure cose. Sonny, scusami, ad esempio, per ora questo lo dico subito, è esplosa la moda a Corleone, a quanto ho saputo, degli hamburger gourmet, no? Che è una cosa paradossalmente, esatto, chiaro, è una cosa chiaramente scontata, però adesso, da quando esiste qualcuno, quando qualcuno ha cominciato a mettersi in gioco e a pubblicare, che ne so, la foto accattivante con sto hamburger gigante quasi piramidale, quasi grattacielico, e che la gente comunque ha capito che in effetti non c'è soltanto però la pizza Benny, margherita con le patatine. Quanto tempo dovrà passare affinché arrivi del sushi? Dei sushi, poké, ragazzi, dei poké, ma non ti dico sushi, sapete qualcosa? Ragazzi, hanno fatto proposte assurde con il sushi. Noi diciamo che uno dei nostri punti era anche cercare di far arrivare qualcosa di nuovo, no? Sì. Come ad esempio il sushi. Ma non soltanto il sushi, abbiamo pure fatto proposte a determinati locali di creare un prodotto nuovo su quello che già avevano, confezionarlo in maniera diversa. Gli abbiamo pure proposte idee e lì troviamo un po' la più grande difficoltà. Allora, appunto, quello che noi stiamo cercando di fare non è soltanto un servizio che appunto mette a disposizione quest'app per poter prenotare. La prima cosa che abbiamo fatto, anche per essere diversi, per essere nuovi, accattivanti, diciamo, agli occhi degli altri, era proporre una cosa nuova, tra cui appunto degli impacchettamenti, dei packaging direttamente anche, sì, no? dei packaging anche, ma soprattutto un prodotto che magari a Corleone non è conosciuto, e però magari, per esempio, tu mi dici il sushi. Ora, se io vengo da te, però io non sono un ristoratore, io vengo da te e ti dico: ma perché tu non fai questa cosa? Perché non fai un box di sushi e lo consegni? Ma tu non mi prendi sul serio, già lì noi troviamo difficoltà, ok? Nel senso, noi ci proviamo anche a cercare di smuovere la cosa, di evolversi anche a livello culinario, ma non è per niente facile e non dovrebbe essere il nostro, diciamo, punto, il nostro scopo. Esatto. Ma c'è un problema, scusate, ti interrompo già subito e poi ti lascio continuare. Sai qual è il problema? Che il danno molte volte non è neanche del consumatore, perché possibilmente il consumatore, i ragazzi che a Corleone sono aperti a provare nuove cose, ce ne saranno tantissimi. Il problema è appunto, come dici tu, in questo caso il produttore. Cioè, se ci pensi, il consumatore va educato, ricordatelo sempre, il consumatore va educato certe volte. Il consumatore è il produttore, in questo caso il produttore di Corleone, che diciamo, ragazzi, secondo me la maggior parte sono produttori storici corleonesi, che da una vita hanno, per dire, la pizzeria, eccetera eccetera. Quindi noi abbiamo due categorie: il ristoratore storico, ecco, che non vorrà cambiare mai, anche perché il corleonese è così. Il corleonese, quando si trova bene con una cosa, non cambia nemmeno se quell'altra cosa è migliore. Fa così il corleonese, almeno quello che in generale, sto stereotipizzando, però in generale è così, no? Se si trova bene da una parte, si va lì fino alla morte e non si cambia mai, ok? In parte io sono stato colpito da questa sindrome per quanto riguarda il barbiere. Ecco, io il barbiere faccio pure così, cioè tutti hanno cambiato, io vado sempre allo stesso. E poi c'è un'altra parte un'altra fetta di nuovi ristoratori che stanno aprendo nuove attività, che secondo me non hanno questa visione imprenditoriale, perché essi stessi possibilmente non hanno provato il sushi o non gli piace.
Quindi la difficoltà, come dite voi, è potente, e quindi tranquillamente, ragazzi, lo faccio io il sushi, non ne ho problemi, faccio il poche cose. Infatti ora dopo sta chiacchierata noi ci organizzeremo, perché non può essere che nel 2020, se io devo calarmi un pezzo di sushi, ne devo scoppare a Palermo. Non è possibile, anche perché piace a tutti, ragazzi. È la nuova frontiera. C'è anche da dire che ci comunque... troviamo- Sì, dicevi, scusa. Io lo dico al podcast del Cactus, preferisco il sushi alla pizza. Lo dico. Potresti ricevere molte minacce. Non me ne frega, quando ci sono avete presente i sondaggini su Instagram, pizza o sushi, e tipo c'è 90% pizza e 10% sushi, io sono lì, ragazzi. Io sono in quel 90% del sushi, lo dico. Io sono Lo dico combattuto. perché sono arrabbiato. Io sono combattuto. Ma ti faccio abbastanza compagnia, dai, Sonny. Vedi, già siamo tre, la gente lo sa ma non lo dice. Quindi c'è questo tipo di Deve fare coming out sul problematiche. sushi, in effetti. Però Esatto, Sony, esatto. secondo me dipende anche dal fatto che comunque Corleone, per quanto voi l'abbiate definito come una città, perché in effetti contando anche tutto il Corleonese, cioè tutti questi paesini che fanno parte di questa, insomma, questa comunità molto grande di agglomerati di comuni, però in effetti leggermente si sta un po' anzianizzando come realtà, nel senso che i giovani comunque tendono molto spesso a lasciare il proprio paese, non soltanto la Sicilia stessa, ma andare proprio fuori, quindi lasciando chi di fatto in questi piccoli paesini? Gli anziani o comunque le vecchie generazioni. Questo potrebbe essere comunque un motivo di arresto su queste iniziative, però chissà, magari... Ecco, l'idea quale sarebbe? Di, ok, andare fuori, viaggiare, spostarsi, guardare cosa c'è altrove, però poi portare queste idee, tornarle, cioè riportarle, diciamo, da dove sei partito. Quindi effettivamente questa idea di viaggiare, spostarsi, apprendere e conoscere può essere utile anche per arricchire la propria realtà. Ma comunque in ogni caso, ragazzi, la vostra iniziativa sicuramente è uno spiraglio di luce dal mio punto di vista, quindi davvero complimenti. E quindi volevo sapere, oltre a questo processo creativo di come è nata l'idea, proprio come effettivamente si sviluppa un'app del genere. Ecco, dal punto di vista tecnico, io sono completamente all'asciutto e credo anche i nostri ascoltatori. Cioè, Però prima di questa cosa voglio chiedervi una cosa, ragazzi. Ultimamente ripeto le parole, mi dà un fastidio. Perché non... Perché una parte che secondo me è importante è la parte proprio del rider, cioè chi ti trasporta il pezzo, no? La tipica cosa. Perché non fare questo anche? Cioè, avete avuto spiegati difficoltà meglio, proprio, non ci Sonny, avete scusami, pensato. spiegati meglio. Cioè, noi abbiamo due parti, no? In questo caso abbiamo una parte che è la parte digitale dell'applicazione, che ti permette di guardare i piatti, i prezzi, prenotare, ok? E avere una facilità per quanto riguarda il produttore che riceve l'ordine, eccetera eccetera. Però alcuni produttori ho visto che consegnano loro, altri invece ti fanno solamente il ritiro in negozio, ok? In negozio, sì, nel locale, sì. Allora, secondo io me ti questa cosa io, per dire, se io leggo ritiro al locale non ci vado, perché cioè io voglio deliberare quando tipo c'è il gelo fuori, tipo non voglio uscire perché sono troppo stanco, e quindi perché, ragazzi, non inserire anche la figura di un rider? Ecco, possibilmente c'erano dei problemi che io sconosco. Un rider proprio, tu dici, gestito direttamente dai creatori dell'app. Esatto, quindi diciamo avere tutto un circuito anche di, diciamo, come delivery, man. come Deliveroo, come Glovo, Sì, eccetera eccetera. esatto, chiaro. Allora, Sì. faccio una premessa io, poi lascio parlare Davide, perché ovviamente ne abbiamo discusso molto di questo fattore, di questa evoluzione, di questo aggiornamento. In ogni caso, Taco al momento, dal 26 di novembre, quando l'abbiamo lanciata, considerate che Taco in questo momento è ancora in una specie di beta test, Sì. ok? Quindi quello che noi stiamo facendo in questo periodo, oltre a cercare di appunto testare il servizio con noi, per noi e per i ristoratori stessi, è racimolare dati che ci serviranno a capire come poi evolverci, appunto, e se ci sono dei margini per poter implementare qualcosa come il rider. Sì. Che
che per Corleone non è detto che devi avere una squadra di rider infinita. Esatto, magari anche 2 bastano, 1, 2. Cioè è un paese che alla fine con un motorino te lo giri, tranquillamente. Per esempio, appunto. Diciamo che a noi non manca l'iniziativa, l'idea, la propensione a migliorare da questo punto di vista, ad implementare un fattore del genere, un fattore fattorino. Sì. Però di sicuro, cioè, me la rido un pochettino perché ragazzi, cioè, è una discussione non semplice, nel senso, veramente noi questa idea va avanti da molto molto tempo, nel senso non è che ci siamo visti e Davide abbia detto facciamo questa che partita. C'è stato dietro un processo lunghissimo. Ovvio, ragazzi. Sì, anche soltanto per il nome, per la pianificazione dei social. Cioè, veramente, in 2 da soli stiamo facendo veramente il possibile. Dovete considerare che ci scontriamo tantissimo, appunto, con una mentalità che non ci viene incontro. E lo sapevamo. Quindi noi abbiamo messo in conto tutto. Detto ciò, per i fattori, diciamo, burocratici e non solo, che riguardano i fattorini, o comunque il perché non li abbiamo menzionati subito in questo momento di tempo, lo lascio dire a Davide, perché è lui che mi ha illuminato tanto su questa cosa. E infatti prima di sentire a Davide, sì, ragazzi, se vi voglio dare un consiglio e anche un augurio. Allora, questa è una cosa assurda, ragazzi. Il podcast del Cactus nasce il 20 gennaio 2020, quindi quasi un anno. Voi ci credete che noi stiamo incominciando ad avere gente che ci segue di Corleone da poco? O no, Benny? Cioè, in realtà noi siamo stati più conosciuti al di fuori anche della Sicilia, piuttosto che all'interno del nostro paese, dove c'è gente che sta arrivando ora. Io dico, sì, grazie a Franchino, comunque, a Frank. Grazie a Franchino, esatto, che comunque ha una cerchia di amici molto vasta e molto conosciuta a Corleone. Però se tu c'è gente che ancora non lo sa, quindi la tecnica, e molte volte Benny magari diciamo ma come mai, magari in teoria dovrebbe essere anzi la prima fiaccola da cui parte la crescita, no? Il posto dove sei nato, Corleone, cioè la Sicilia, tutto ciò che ti circonda dovrebbe spingerti come un pazzo. In realtà non è così, e quindi la tecnica, ragazzi, è quella di perseverare come dei martellare ovviamente fino a che uno ne ha forza, ma almeno per far sì che un determinato concetto entri nel cervello ci vuole, ragazzi, un anno, anche di più. Quindi secondo me, continuando a martellare su questo discorso e inserendo anche all'interno delle novità da un punto di vista culinario, fidatevi che la cosa andrà. Sì, secondo me pure. Semplicemente il corleonese si deve abituare e ci vuole tempo. Però ragazzi, attenzione, tu hai ragione a dire il corleonese si deve abituare, ma io non potrò mai pensare che il cliente, ok, io parlo di clienti, il cliente per me è fondamentale e lo devo abituare io, applicazione, devo riuscire io ad abituarlo. Ma se io invece vado da te che sei il ristoratore e io vengo da te e ti dico Daco, questo, ti spiego tutto il progetto, e tu nonostante io ti proponga delle cose innovative, o sono passati delle settimane, dei mesi da quando te l'ho spiegato, e vedi che comunque inizi a partita e scompari, sparisci, non mi rispondi più, comunque gravissimo, tipo una ragazza, no? Come diceva Benny, se qualcuno ti sta importunando come le libellule, fingiti morta. In questo caso sicuramente sarà successo questo, ma lo sai perché, caro, succede questa cosa che dici tu? Lo sai cosa manca a Corleone? Una cosa importantissima da un punto di vista proprio lavorativo: la competizione. Qual è uno dei problemi appunto di queste attività, di questi ristoratori, di moltissimi, carissimi, che non hanno competizione? Perché ti faccio vedere che se apro io una pizzeria, e questa cosa della mancata competizione, ragazzi, viene trasferita anche nella qualità del cibo, perché vedete che molte pizze di Corleone, io sto attaccando tutti per ora, molte pizze di Corleone sono calate ultimamente da un punto di vista della qualità. Quindi secondo me quello che manca per essere anche da trigger, da stimolo in tutti quelli che sono gli altri, è trovare un'attività che vada come un treno
che vada come un treno anche sia da un punto di vista di qualità sia dal punto di vista di servizio, associandosi bene con Taco. Nel momento in cui si crea una cosa del genere e quindi con numeri alla mano si vede che il fruitore, il consumatore consuma, per dire, più spesso da podcast del Cactus Pizza, per capirci, perché fa pizza assurda, nel frattempo è la comunità di Taco, dell'applicazione eccetera eccetera. Vi faccio vedere che tutti gli altri si svegliano e incominciano a capire l'utilità. Finché non si crea questo tipo di atteggiamento, quindi creare in chi non vuole entrare tra virgolette in Taco, mi rispondo, un disagio, una scomodità, allora questi non lo capiranno mai che devono evolversi da questo punto di vista, perché dicono: noi abbiamo sempre fatto così, continuiamo così, ho sempre campato la mia famiglia, un piatto a tavola, la pasta a tavola l'ho portata sempre, e quindi di conseguenza non voglio evolvermi in queste cose magari tecnologiche che non so utilizzare. Quindi dovrà avvenire, appena avverrà un evento del genere, quindi magari un ristorante piuttosto che un altro associato con voi, no? Che deve essere associato con voi, che creerà questa richiesta, questa cosa, perché ragazzi, io lo dico semplicemente, tranquillamente, se a Corleone ci fosse solo una pizzeria che mi fa questo servizio e mi fa il delivery, anche se la pizza non è top, io la prenderei lì, perché la comodità del delivery è fondamentale, ragazzi. Non esiste che io per andarmi a prendere una pizza dalla pizzeria G devo andarci alle 7 di pomeriggio e forse la mangio alle 11, capisci? Non esiste una cosa del genere nel 2020. Quindi io siccome so anche in retroscena delle vostre cose, perché parlandone con me eccetera eccetera, io sono incazzato di questa cosa che dici tu, che molti non si fanno sentire eccetera, eccetera, perché dico sono andato troppo duro. hai fatto bene, non hai fatto bene, no, Però, ovviamente non stiamo parlando di tutti, però anche se ce ne fosse uno, cavolo, capisci? Cioè, io cerco di potenziare, di aumentare, di fare, perché vedi che quello che state facendo voi nessuno se la accolla. Cioè, ragazzi, nessuno mette mano al portafoglio così, rischiando, senza sapere come va l'attività eccetera eccetera. Nessuno, per il bene magari del paese, perché voglio creare un ambiente più con una vita più anche cittadina, più Esatto. vivibile, più Allora, cittadina. Sonny, sì, lasciamo la parola ai ragazzi perché stiamo per concludere. Non è possibile questa cosa, stiamo per sì. concludere. Prenditi una tisana, Sonny, dai. Allora. Basta. Allora, dicevi, Dai, Mauro, guarda, scusami. ci sta a cuore. Sì, mi sta a cuore, vero ragazzi? Cioè, mi fa incazzare sta Sì, cosa. lo Comunque sappiamo, dai, no. vi lascio stare. Il più mite tra noi, come ha potuto vedere anche quando abbiamo fatto gli incontri, è sicuramente Davide, che saprà spiegarvi un pochettino meglio come si sono svolti anche i nostri incontri, appunto, magari, ma neanche anche questo discorso dei fattorini, dico, farei parlare anche lui, perché io ne ho Certo, già Davide, dette anche sì, troppe. ovviamente Davide, dai, spiegaci. Dai, allora, essendo molto, diciamo, sintetici, a livello di fattorini ho fatto qualche ricerca, poi ne ho parlato con qualcuno e diciamo ci sono problemi sia a livello di licenze, perché immaginate che tipo tutti i vari Glovo, Social Food e vari derivano tutti da dei contratti fatti con Assud Delivery. Quindi in Italia abbiamo un'unica grande cosa. Sicuramente qui da noi serve una cosa molto più piccola, ma ci sono degli ostacoli che momentaneamente non ci possiamo mettere sulle spalle e Esatto. affrontarle fin dall'inizio, perché ancora non abbiamo avuto una risposta adeguata, non tanto dai consumatori, ma appunto, come diciamo, dai produttori. Aspettiamo, perché poi, come diciamo ora, alcuni ci hanno lasciato un po' in asso ed è stata una cosa veramente pesante, perché non costringiamo nessuno, bastava semplicemente essere educati e dire non mi interessa. Invece lasciare così un po' in sospeso ti pesa di più. Piccolissima parentesi su questa cosa, considerate, ci vado duro l'ultima volta e basta, Sì. che questi ristoratori che appunto ci hanno lasciato così in 13, abbiamo anche mandato dei messaggi della serie: ragazzi, noi vi stiamo togliendo, ok? Vi stiamo togliendo, vi cancelliamo, togliamo il partner e tutto. Fateci sapere. Neanche a quel messaggio, neanche a quel maledetto messaggio finale. Secondo me, cioè, una cosa incredibile. hanno preso il telefonino, la presente nei film tipo nelle serie tipo Breaking Bad, quando tipo stanno per dire una cosa super losca, la finiscono, prendono il telefono e lo spaccano a metà letteralmente. Ecco, loro non hanno fatto questo. Io non Esatto, veramente, esatto. in quel momento ho Telefono a proprio conchiglie. pensato tra me, non ho parole, non so Poi cosa più, pensare. per tornare sulla fase più mite, poi c'è chi invece è stato Esatto. pure elevato, ma perché ha voluto tempo,
perché come dice pure Sonny, dite voi, si devono abituare. Allora ci ho detto, guarda, mi serve del tempo pure per avere un mezzo tecnologico adeguato per gestire gli ordini. Quindi c'è chi semplicemente ci ha dato una risposta appunto normalissima, che la capiamo pure noi, guarda, io non, a livello lavorativo in questo momento non ci sono abituato, dammi del tempo, mi attrezzo e mi abituo, cambio un pochettino pure le mie abitudini e mi inserirò. E lì, guarda, è una cosa giustissima e sacrosanta, perché Certo, ma questo ci può stare, va, lo capisco, perché magari, però vedi quanto è importante l'ignoranza. Io per esempio dicevo a Benny, ma perché i ragazzi subito non mettono un rider, eccetera, eccetera? Ora tu già in 3 secondi hai smontato la mia ignoranza, semplicemente dicendomi già 2000 problemi burocratici che ti impediscono di fare la cosa, come la maggior parte delle volte in Italia c'è la burocrazia, ti impedisce di avviare un determinato progetto. Al momento esatto. non è detto che non riusciremo in futuro a farlo. No, certo, però dico per ora, capito, magari non, cioè, tu dovresti agevolare una cosa nascente, no? Non dovresti creare 200.000 ostacoli. Il problema, sai qual è, Sonny? Che certo. qui tu hai a che fare anche con dei futuri lavoratori che dovranno comunque avere delle garanzie specifiche ed è un trattamento anche sindacale di un certo tipo, quindi chiaramente non parliamo di schiavi da mettere sui motorini che tu acquisti o dei robot, Come capito? no? Come no? Vabbè, chiaro. sto attrezzando Mauro, gli sto mettendo quello, diciamo, la cosa quella dei cavalli, Sì. un piccolo carrettino e Un piccolo calessino, anzi no, allora un risciò a sto punto. Se è Esatto. trasportato da Mauro sarà un risciò. Esatto. Quindi capito, Sonny, diciamo questi problemi che tu chiami burocratici sono anche effettivamente poi pratici, perché tu vai comunque a Pratici in relativo, ad perché assumere... tutti vogliono lavorare. tutti Sì, vogliono è chiaro, lavorare. però Sonny, in Italia abbiamo un trattamento dei lavoratori che è molto garantista ed è un traguardo anche, diciamo, sociale, Ah, dici? secondo me. Dici? Certo, assolutamente. Ah, secondo me no. Invece sì, caro Sonny, invece sì. Anche Ma secondo me sono delle baggianate quelle che stai No, dicendo no, stasera. fidati, Sonny, è Sì, così. sì, sì. Comunque in generale Rispetto per noi alla non è tanto Cina, un ad esempio, problema. no? Rispetto alla Cina, Non è diciamo, i tanto nostri un lavoratori problema. sono molto più garantiti comunque, sai? Benny, fai parlare l'ospite, taci. È tanto un problema, è tanto difficoltoso, come dice appunto Bernardo, mettersi tutto ciò che ne concerne intorno ad avere dei lavoratori sulle spalle all'inizio. Certo. È una cosa che si potrebbe fare magari più avanti, perché Sì. è qualcosa che è pure giusto che ci sia, però soprattutto se all'inizio è un po' più complicato. Secondo Ragazzi, me vi voglio voi, dire una cosa. il fatto che voi state facendo queste fasi, penso che voi siete però nella fase È beta, fondamentale. ci sta, infatti voi state in questo momento sondando il terreno, ci sta ed è perfetto ragazzi, e questo sondaggio secondo me durerà anche un anno e non c'è niente di male, anzi un anno è un periodo limitatissimo rispetto a poi quello che Però sarà devi trovare il Benny futuro. gente che poi non si rompe i maroni. Perché No, questo è il Sonny, concetto. diciamo che come dici tu è giusto martellare, cioè la perseveranza e siccome Sì. ci sta che in questo momento sia così, ecco. Diciamo, Però Sonny? io voglio dire una cosa ai ragazzi. E poi dobbiamo Anzi, chiudere, ho caro deciso- Sonny, dobbiamo chiudere. Sì, lo sai qual è il bello? Che ho deciso di dirglielo appena stacchiamo. Un consiglio gli voglio dare, un'idea, ecco. Va bene, Ecco, va però bene. glielo dico dopo. Allora, ragazzi, purtroppo, come vedete, i 45 minuti passano tipo come se fosse un battito di ciglia, no? Quindi, Esatto, ragazzi, esatto. siamo Quando arrivati. l'argomento prende. Siamo Ma arrivati. infatti quello che voglio fare, Benny, quello che voglio fare anche io è comunque introdurre anche questa cosa in qualche puntata live, magari già io Ovvio. dicevo anche ai ragazzi, Sì. che arriva qualche schiticchiello, così noi contribuiamo anche noi a questo, perché mi sta a cuore, mi fa piacere che la gente si impegna come voi, mi fa tantissimo piacere, e magari continuare anche Ma qualche- infatti, caro una Sonny, chiacchierata, le emozioni, con questa quel doveva nostro essere una tempo sorpresa, caro Sonny, una sorpresa. Tu la stai spoilerando. Sorprese non esistono, caro Benny, è una follia la sorpresa. E quindi ragazzi, grazie davvero per essere stati con noi. Sicuramente ci saranno altre puntate con voi per Esatto. gli aggiornamenti futuri. Quindi chissà, faremo delle puntate periodiche, che so, ogni 6 mesi, per esempio, no? Per vedere i progressi Con di questa piacere. bellissima Un piacere, un iniziativa piacere. e per capire Vi appunto. sfruttiamo pure un secondo dicendo che da poco abbiamo pure pubblicato l'app sul Play Store per Android. Play Store, sì. Perfetto. Da ok, bravo, buono. da un 4-5 giorni è già disponibile, perché Precedentemente non era sul Play Store, adesso invece è anche sul Play Store. Quindi Quindi si sia può sull'Apple scaricare Store che Play Store, ovviamente. Sull'Apple Store ancora no, sull'Apple Store Ok, ancora ci- no, ci per una stiamo serie di lavorando. problematiche ci stiamo lavorando, sì. però Vabbè il Play ragazzi, Store- ma
a poco si fa tutto, come anche noi non abbiamo cominciato subito sparati, ma a poco. Quindi sì, l'Apple sono quelli cattivi, capito? Sono quelli che vogliono più cose. Sì, Esatto, sono i capitalisti, Va bene, Comunque, ragazzi, siamo arrivati. Grazie mille Mauro, grazie Grazie Davide. a voi, grazie. Seguite ragazzi, la pagina grazie mille, Taco dai. perché aiuta tantissimo, ragazzi. La visibilità in questo momento è importante e quindi seguite sempre il podcast del Cactus. Ciao belli. Podcast del Cactus, podcast del Cactus, podcast del Cactus, podcast del Cactus. Ascolta podcast del Cactus, podcast del Cactus.